Pochi artisti hanno goduto in vita del successo e del benessere raggiunto da Sebastiano Ricci, in particolare negli anni della sua vecchiaia. Un successo che gli ha consentito, ad esempio, di seguire la sua passione per il teatro, diventando impresario egli stesso, e soprattutto comprare negli ultimi anni della sua vita un lussuoso appartamento proprio in piazza San Marco. Dalle finestre di quell'appartamento avrebbe potuto compiacersi del suo successo guardando la facciata della Basilica di San Marco, perché su quella facciata erano stati realizzati proprio sui suoi cartoni i mosaici raffiguranti la traslazione del corpo di San Marco. Le circostanze della commissione sono note nelle linee guida. Nel 1726 i procuratori di San Marco decidono di rifare il vecchio mosaico ormai diruto e chiedono di cercare i vecchi cartoni, nel caso non si trovassero, di commissionarli a un artista di grido. Ovviamente non vengono trovati, non sono utilizzabili e si sceglie per Sebastiano Ricci, e questa scelta è quasi una consacrazione della sua importanza. Inoltre non era una semplice commissione comune, non si trattava solamente di rifare un cartone per dei mosaici, era qualcosa che in qualche modo aveva il profumo della gloria, era entrare nella tradizione dei grandi artisti veneziani che si erano impegnati fin dal Cinquecento per fornire i cartoni per i mosaici e quindi fissare per sempre il proprio nome in uno dei luoghi più importanti della città. Viene pagato molto bene, 628 ducati, e nel 1728 gli consegna il cartone e il mosaico viene realizzato da Leopoldo da Ponte. Si trattava per il mosaicista di una trasposizione in mosaico particolarmente difficile, perché si trattava in qualche modo di riuscire a rendere attraverso una tecnica artistica che è vincolata dai materiali con cui viene usato, quello che è lo straordinario pittoricismo dell'opera di Ricci, i suoi valori cromatici. E in questo caso il mosaicista utilizza non tessere lapidee, ma tessere in pasta vitrea o in foglia d'oro, e quindi questo conferisce ancora oggi a chi guarda la facciata della Basilica questo aspetto così brillante di quella parte di mosaici. Il soggetto del mosaico si inserisce in un programma iconografico sulla facciata della Basilica che era stato stabilito già dal 200 e che prevedeva le varie tappe dell'arrivo del corpo di San Marco in città. Quindi il suo trafugamento ad Alessandria d'Egitto, il suo arrivo a Venezia, la traslazione nella piazza e alla fine il collocamento delle spoglie proprio nella Basilica. Sebastiano Ricci interpreta liberamente il suo soggetto. Nella sua composizione non allestisce una processione, ma piuttosto una sorta di omaggio della città e delle sue istituzioni al corpo di San Marco, nelle figure del doge e degli altri procuratori. Trasporta ovviamente la scena nella vita contemporanea. La parte centrale è occupata dal corpo di San Marco, messo appositamente in diagonale per conferire profondità alla scena, e l'immagine è dominata dalla figura inginocchiata del doge Partecipazio che si toglie il corno per omaggiare le spoglie. La scena si prolunga sulla parte interna degli arconi, dove ci sono delle notazioni quasi di genere, ossia i paggi che portano il trono del doge, degli immancabili mercanti orientali, che sono un po' le caratteristiche della pittura, delle composizioni di Sebastiano Ricci, che accende la composizione tradizionale con queste piccole scenette, quadri all'interno del quadro. Il valore che era stato riconosciuto a queste tele è dimostrato anche dal fatto che vengono collocate non in un luogo banale,
ma nell'antichiesetta di Palazzo Ducale. Era prassi già dal 600, da quando cioè i cartoni vengono eseguiti su tela e si tratta di veri e propri dipinti, che finita la loro funzione preparatoria venissero poi assegnati a varie chiese veneziane. Anche in questo caso avviene, ma si sceglie una destinazione particolarmente prestigiosa. Ancora una volta, come sempre nella sua carriera, Sebastiano Ricci era riuscito a soddisfare il committente e ottenerne un giusto compenso.